Ora basta, mi sono stancata, non mi importa più niente di te. Fai le valigie e vattene. Vabbè. Ehi Gianni, cosa ci fai qui fuori? Ho litigato con Bella. Mi ha cacciato di casa. Oh no, mi dispiace. Proviamo a fare così, senti a me. Cosa vuoi ancora? Se non mi sbaglio ti avevo detto di andartene. Ok, ora dici, lo so, ma volevo parlarti. Lo so, ma volevo parlarti. Vabbè, entra. Allora, che devi dirmi? Avanti, parla. Bella, ma tu mi ami ancora. Bella, ma tu ti radi ancora. Ma cosa te ne frega a te? Mi ami ancora. Cioè, volevo dire, mi ami ancora? No. Ma io invece sì. Ma io devo fare pipì. Allora vai al cesso. E allora tu sei un cesso. Ma così non puoi corteggiare Bella. Ma non puoi scorreggiare Bella. Ma chi ha scorreggiato? Devi dire, io invece ti amo. Io invece ti amo. Beh, io no. Come la mettiamo? Dille che hai paura che tu la perda. Ma io sento una puzza di merda. Ecco, vuoi vedere che si è cagato sotto? Io non sento niente. Dille che hai paura di perderla. Ho paura di perderti. Allora, ti do una seconda chance. Prego. Facciamo così, vediamoci a rate. Facciamo così, vediamoci a rate. In che senso, scusa? Che possiamo vederci più volte. Che possiamo vederci più volte. Ok, se proprio insisti. Mille grazie Bella, sono emozionato. Mille grazie Bella, sono disperato. Emozionato! Emozionato! Quando ti ho visto per la prima volta mi sembravi proprio una bambolina. Quando ti ho visto per la prima volta mi sembravi proprio una babbuina. Una bambolina! Una bambolina! Io sono innamorato pazzo. Io non capisco un cazzo. Sono un gran giocherellone. Sono un gran minchione. Ma questo non sente. Io sono un perdente. Questo lo sapevo già. Oh no, sta cadendo la linea. Oh no, sta cadendo la linea. E raccoglila.